Oh, guardate qua, che bello. È un'oasi di pace. Sapete dove siamo? A Ca Cornera. Ca Cornera è praticamente a 7 km dalla Romea, andando verso Cavagnere, Boccasette, Pila. È questo posto meraviglioso dove abbiamo aperto questa attività. Anzi, mi tolgo la maschera perché così, visto che siamo distanti, spero di avervi sempre più vicino venendo qui. Ecco, vi faccio vedere un po' dove siamo. Intanto c'è un panorama bellissimo, c'è un silenzio paradisiaco. Adesso vi faccio vedere com'è il locale. Intanto mi presento, io sono Pino Longo, pizzaiolo da sempre, tanti mi conoscono perché eravamo a Taglio di Po sulla Romea col Flamingo e il Flamingo si è spostato qui a Ca Cornera. Infatti il locale si chiama ristorante Pizzatoria, cucina tipica e pizza a Ca Cornera, come detto prima, a 7 km dalla Romea a Porto Viro. Adesso vi faccio vedere il locale, prego. Qui siamo al bar dove appunto c'è l'accoglienza e poi qui c'è la sala appunto dove si può pranzare e abbiamo le distanze come imposte dal decreto. Avete visto gli spazi interni, mentre qua fuori abbiamo la sala estiva e la nostra terrazza che è circondata da questi magnifici alberi e danno la possibilità di cenare nella tranquillità dei suoni della natura, che a volte forse ce li dimentichiamo. E abbiamo i tavoli anche qua distanziati a norma di legge e si presta bene sia per un aperitivo in compagnia piuttosto che una cena fra amici o familiari o congiunti, si Giusto? dice. E durante quest'estate programmeremo un calendario di piccoli eventi proprio per dare la possibilità anche alla cultura di manifestarsi in questo ambiente che si presta molto bene. Quindi nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane, quando le direttive a livello governativo o regionale saranno più chiare, ci metteremo a creare il nostro piccolo calendario di eventi, in modo tale che chi verrà qui per l'aperitivo, per la cena o per il pranzo sarà lietato da un più ampio contesto, contenitore culturale, proprio come vuole il macro progetto di Ca Cornera, che è nato negli anni 90 ed è sorto proprio per fare in modo che questo spazio nel Delta del Po sia uno spazio di cultura oltre che di ristorazione. Ma insomma, diciamo che nonostante tutto non ho perso lo smalto, nonostante gli anni in cui faccio le pizze, che ormai sono diversi decenni. Comunque noi vi aspettiamo qui a Ca Cornera.